Ciao, appassionati tifosi del Napoli. Lei è Elsa, che porta altre novità esclusive direttamente dal cuore del club. Prima di iniziare vi chiedo un like birichino e l'iscrizione al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il nostro amato Napoli. Andiamo al video. Il mercato del Napoli sembra essersi sbloccato, dopo una settimana complicata, con tanti ritardi che ad oggi non hanno permesso al club campione d'Italia di rafforzarsi come vorrebbe e soprattutto esplicitamente dichiarato. Dopo l'acquisto di Pasquale Mazzocchi, primo acquisto della sessione invernale di mercato, arrivato per 3 milioni dalla Salernitana, il prossimo avversario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe vicino a un nuovo colpo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, principale esperto di mercato di Sky Sport, il Napoli sarebbe ormai vicino all'ufficializzazione del secondo acquisto, avendo fatto una scelta decisiva a centrocampo. Nello specifico, il DS Meluso avrebbe scelto un uomo capace di controbilanciare la cessione di Elmas, arrivato al Red Bull Lipsia per 25 milioni e che nelle ultime 2 stagioni e mezzo è stato un vero e proprio jolly per il Napoli. Si tratta dell'ex Sassuolo Traoré, per il quale sono già state programmate le visite mediche, a cui il versatile centrocampista dovrebbe sottoporsi la prossima settimana. Il calciatore di origine ivoriana, già nell'orbita del Napoli in passato, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il prestito sarà gratuito, solo se i campioni d'Italia decideranno di non riscattarlo, pagheranno il trasferimento temporaneo al Bournemouth, titolare del suo cartellino. Traoré non parteciperà però alla Supercoppa italiana. Il giocatore non potrà fare visite sabato, lasciandolo senza tempo per essere convocato per le semifinali in Arabia Saudita. L'acquisto di Traoré è funzionale alla cessione di Elmas. Il calciatore africano è infatti un centrocampista versatile come l'ex macedone, capace di ricoprire ugualmente il ruolo di trequartista e di terzino sinistro. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche del giocatore, fermo dallo scorso novembre a causa della malaria. Considerati quindi i tempi di recupero necessari per quest'ultimo, secondo Di Marzio, il Napoli non ha intenzione di fermarsi, continuando a pressare soprattutto per altri 2 nomi. Si tratta di Engin Brook, ex ossessione di Meluso e Mangala, centrocampista del Nottingham e dell'Under 21 belga. Tra i due potrebbe emergere con ogni probabilità il prossimo centrocampista del Napoli, in attesa dello sviluppo del difensore centrale, con Neuen Perez favorito. L'appuntamento. Secondo voi, tifosi napoletani, questi giocatori sono bravi nel Napoli? Oppure no? Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi qui al nostro canale. Forza Napoli!